No, aspetta, perché no, non siamo ubriachi, è una serata normalissima, però veramente io voglio ricordarmi quando sarò vecchio di quando abbiamo detto dai che andiamo a parlare con gli amici sotto il tetto dell'Eurospar perché pioveva, quindi ci si troverà qua in una compagnia a parlare fuori da... Il mio ombrello biodegradabile, vogliamo parlarne che ormai si è sciolto, non è rimasto niente. no, ma è un'altra espressione. Questo però vedi ha la faccia rosa. Il mio è originale, però ha la faccia color oliva. L'immancabile tour delle cose tipiche, quasi tutto in tedesco qua. Tra le cose tipiche, ragazzo, ovviamente c'è lo yogurt. Questa è la marca tipica, chiaro che la trovi anche da noi, però insomma vuoi mettere a comprarla qui, dai, è una cosa più psicologica. Cioè, a tappa fissa del Mirko, guarda che lui ascolta degli yogurt, io caro, te caghi a spruzzo dopo. Guarda che arricciamento, cioè solo a me, guarda. Io non capisco, cioè, è nuovo, cioè, boh, solo a me capita le robe sfigate, boh. Vabbè, però guardi quelli degli altri, guarda quello di Roberto, è vero che è quello, diciamo, del camper, non l'ha fatto fare artigianale, però guarda, è perfetto, sotto ogni punto di vista, è perfetto in tutti i sensi, quindi non capisco perché io continuo a spendere e non riesco a trovare chi fa i lavori seriamente. Mi dicono vai di qua, vai di là, sono andato dai migliori e dai più famosi, i risultati purtroppo. Uno è quello dell'oscurante sbriciolato che poi è buttato via, me l'avevano anche rifatto, però io ho detto non è che ogni anno mi rifate l'oscurante da capo. E questo è quello nuovo, cioè guarda, mega arricciamenti, e guarda, sai, non so, sono un po' il nare, guarda, sai, boh, non so cosa dire. Goodbye Fippitain, goodbye, bye bye Neffe, bye bye. Mamma mia, figo questo. 854F, attento. Vabbè, come che passa a bici, però aspetta un attimo. È un motorhome. Guarda, aia, giocato. Guarda, c'ha la dinette a ferro di cavallo dietro e viene giù il letto. Vedi? In più col garage. È quello che dicevo sempre io, la disposizione è perfetta. Guarda, bella cucina grande e se ne vede a partire. Vieni qua, beh, sei grande, sono rapido. Un altro basculante anche qua. Ah no, 7 metri. Larghezza 2,35, altezza 2,89. Un garage perfetto per la mia bici. Non ho minima intenzione di cambiare il camper. Vedi qua, salterebbe il discorso scrivania, volevo solo farti curiosare un fil camper. Guarda che camera da letto, da pincio, guarda che robe. Bellissimo, belli anche i colori. Stupendo, in più un altro basculante là. Bellissimo, giustamente insomma si va avanti con gli anni, è chiaro. Bellissimo, guarda che effetto spaziosità, piede pulmin, guarda. Ecco, questo è fighissimo. Il prezzo è anche accessibile. Vediamo quanto è lungo, attento. 6,39, attento, guarda che figata. Il garage, ok, garage dietro. La bici forse ci passa a filo perché adesso le fanno con i manubri larghissimi. Bella dinette, comoda, spaziosa, super tetto panoramico, letto basculante, ok, guarda dietro, occhio, è praticamente sotto il garage, sopra un armadio, a destra la doccia, a sinistra il bagno, te capì? Forte sinceramente, cioè per la misura che ha è tanta roba, giustamente recuperi lo spazio del letto per venire giù, però non devi tirar giù sedili come me, cioè qua viene giù diretto. Ok, quello probabilmente il tavolo si abbassa anch'esso elettronicamente, contemporanea, è fantastico. Beh, io ovviamente non lo cambierei mai perché non c'è l'ALD, non c'è il bombolone GPL, non c'è il centimetro di vetroresina, non c'è il telaio in acciaio, non c'è la coibentazione in poliuretano compresso. Insomma, eccolo qua, io credo che questi siano i giocattoli perfetti. Dopo, per carità, vivere non ci vivrei mai qui dentro, nel senso che la vita è una, io non scendo a compromessi, però io buono, sì, 5,40 m, bello che sa dentro com'è la disposizione. Vedi, questi sono quei mezzi che vai dappertutto perché non pesano, non dondolano, non sono larghissimi, ci passi, vabbè, c'è la solita disposizione. Sì, dinette, bagno a drio, letto, cucinetta là, esatto. Però con questi puoi permetterti di andare in giro, parcheggi
dove parcheggiano le auto, cavolo, un po' troppo alto forse, paura che se supera i 3 metri è un enorme difetto, perlomeno in Italia, mentre per i single questa è la perfezione assoluta. Sì, dici caghi dove mangi, chi se ne frega, sei da solo, porca puttana. Dici non ti lavi perché non hai la doccia interna, fuori fa freddo, chi se ne frega, se sei da solo. Ma veramente io sogno queste robe. Io dico sempre T4, ma per T4 intendo queste robe qua, sti furgonetti piccenini. Per di più col tetto a soffietto, il letto a soffietto sopra è perfetto, che così puoi tenere anche aperto insomma il reparto di net, fantastico. Solo che avrei messo i vetri oscurati, sì, insomma, ecco, vetri oscurati e tendine che probabilmente già le tendine per chiudere, insomma, ecco, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo sì, altro che è il camper secondo me, questo è il massimo del divertimento. Qui puoi andare veramente ovunque, sapo ti sta dentro anche la bici e hai raggiunto la perfezione. Questo per la coppia, sempre 5,40 m. Poi voglio dire, tutti i camper giustamente per le famiglie, quindi anche per chi ha bambini o insomma viaggiano in 4-5 persone. E nuovo gioco 1 e nuovo gioco 2. Gli altri perdevano con le alte temperature, quando il sole scaldava un po' le pareti e là colavano giù. Vi uso il bambino censurato per far vedere questa cosa qua che sta diventando tanto di moda. Cos'è? Lo scoprirà. Hot Vav. Che cos'è? Hai fatto il tuo primo unboxing? Guarda. Mamma mia che unboxing. L'ho divisa a metà perfetta. È poco professionale. Allora, qui c'è un alimentatore. Qui c'è un cavo, un doppio C. Questo va bene anche per la Switch. Cos'è? È un telefono carro armato enorme. Da guerra. I famosi telefoni da guerra che usano in certi tipi di attività nell'edilizia piuttosto che in certi tipi di escursioni. Dicono che sia un telefono indistruttibile. Adesso speriamo che il bambino lo metta a dura prova, insomma, ecco, impermeabile. Oh mio Dio, si è acceso! È un telefono vero e proprio, semplicemente a parte le chicche del walkie-talkie, della torcia, quelle cosine là, e semplicemente con molta più batteria e in teoria dovrebbe essere indistruttibile. Io adesso non mi permetto di farglielo cadere per terra, però magari speriamo che nei prossimi giorni gli cada una roba del genere, in modo tale da avere un feedback il più reale possibile. Parte in inglese. Ci abbiamo smanettato un po', ti devo dire che come reattività sembra eccellente, la fotocamera invece fa abbastanza schifetto, quello sì. Guarda qua, una roba veloce, magari non tutti sanno che esistono le batterie, noi comuni mortali le chiamiamo da orologio, ricaricabili. Ora l'altra l'ho buttata via che non era ricaricabile, però hai capito quali sono. Io le uso ad esempio per gli AirTag, cioè se hai 5 AirTag ti vanno via 5 batterie all'anno, per capire. Questo si era pensato l'altro giorno che ha il cablaggio dei fari del camper. Mi dicevano che può succedere negli anni soprattutto con diciamo le vibrazioni dei contatti all'interno.